Noi crediamo che l'artigiano sia uno degli elementi di forza della nostra economia, non solo perché sono oltre 122.000 imprese artigiane in Veneto, quindi voi capite, stiamo parlando di realtà piccole. Imprese che rappresentano circa un terzo dell'economia veneta e che devono continuare a vivere. Un modello che va preservato. Il Veneto nel 94% delle aziende ha meno di 9 dipendenti. L'iniziativa che abbiamo presentato oggi del maestro artigiano con la presentazione del logo ci auguriamo possa avvicinare sempre di più i giovani alle nostre attività, alle nostre botteghe. C'è il problema di dar valore al lavoro manuale che non è sufficientemente valorizzato, non è stato sufficientemente valorizzato nel tempo. Quindi riteniamo che questa iniziativa possa essere importante anche per questa finalità. Tappa importante quella della presentazione del logo maestro artigiano, ma soprattutto quella di continuare un progetto già avviato dalla Regione e costruito con le associazioni artigianali per portare avanti il saper fare. Trasmettere ai giovani le competenze. Manca personale, manca soprattutto personale capace. Il lavoro c'è, il bisogno di lavoro artigianale, quindi del saper fare, del manuale, c'è continuamente. Il tema del personale è un tema strutturale dell'economia del nostro paese e del nostro Veneto e su questo si deve porre l'attenzione perché le crisi poi passano ma i problemi come quello della ricerca del personale restano e il maestro artigiano va su questo fronte.